La bellezza di Cagliari quest'oggi rivive anche sotto alle mura del Castello di Cagliari. Infatti, laddove vi era una grande caverna, dietro a questa grande costruzione in muratura, è stato realizzato 1, 2, 3 contrafforti in cemento armato. Stavamo camminando 5 anni fa e abbiamo visto questa grande parete e siamo stati sempre grandi appassionati dell'attività outdoor, di tutte le bellezze della Sardegna, e vedendo questo posto ci siamo resi conto che questo era una falesia. Ed in questi giorni un'associazione, il cui nome è Savanzada Climbing Cagliari, ha realizzato più percorsi d'arrampicata. Sì, noi stiamo puntando molto alla promozione del territorio e ritengo che questa arrampicata possa essere utilizzata con la speranza che arrivino molti turisti, purché sani, aggiungo. E qua sopra ci sono del resto le mura storiche della città di Cagliari. Voi ne avete allestito per l'appunto una bella porzione, guarda caso, ai piedi del castello e alle porte del giardino pubblico nel quale ci troviamo. Esatto. Ci stiamo rendendo conto che c'è anche molto sostegno e che è un'idea che appassiona tante persone. All'aria aperta, davanti a questo bel posto che è stato di recente ripulito ad opera di una associazione. Sì, insieme alla collega Paola Pirodi stiamo predisponendo un progetto che coniuga il verde con l'attività turistica, e quindi questo è un paradiso che deve essere un punto di attrazione per la città. Una grande scommessa, perché questo spazio è uno degli spazi su cui intendiamo puntare di più ed è uno dei gioielli di Cagliari. Monitoriamo tutto sempre e gestiamo quasi tutto. Ciascun percorso viene contrassegnato con un colore. Si va dal colore viola al rosso, percorsi semplicissimi ma anche percorsi più impegnativi, al verde, al grigio, finanche un balcone per gli amanti della speleologia, del free climbing, al grigio di nuovo e poi per l'appunto al giallo. Una palestra a cielo aperto in una città come Cagliari, che appunto è un'ulteriore possibilità di un'offerta anche per il turismo, per i turisti, ma non solo, ma anche per i cittadini. Insomma, di tutte le salutari attività all'aria aperta che da qui a breve una nuova Cagliari che guarda al turismo potrà per l'appunto riscoprire. E quindi arrampicare nel cuore della città di Cagliari, a Castello.